Sono in corso intanto le indagini sullo stupro della quindicenne di Padova avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi a Lignano, Sabbiadoro. Apriamo così il telegiornale. È stato grazie alla vittima del tragico e raccapricciante fatto di cronaca consumatosi nella notte tra sabato e domenica scorsi a Lignano che i responsabili dello stupro della ragazza di 15 anni residente in provincia di Venezia in villeggiatura con la sua famiglia nella località balneare sono stati arrestati in tempi record. La vittima, che ha rivelato importanti dettagli agli inquirenti che in poche ore hanno portato a termine gli arresti, è stata violentata da 2 minorenni, un 17enne egiziano e un 16enne albanese, seguiti da una comunità milanese che si occupa di minori non accompagnati e di accogliere ragazzi con precedenti penali che vengono loro affidati, in quanto ente sociale, come nel caso del 17enne egiziano. I 2 criminali erano ospite della struttura Bella Italia. La vittima era uscita per partecipare ad una festa sul litorale quando è stata avvicinata da 2 giovani che, con la scusa di accompagnarla a casa, l'hanno invece portata in spiaggia, abusando a turno di lei. Abbiamo parlato con la giovane e i suoi amici, ha spiegato oggi il vicequestore Massimiliano Ortolan, ottenendo una descrizione parziale degli aggressori, con tanto di particolari come il taglio di capelli e un piercing, tutti elementi che si sono rivelati fondamentali. I colleghi, anche quelli a riposo e non in turno, sono arrivati sul posto e hanno osservato la spiaggia in cerca degli autori. Così si è appreso che alcuni ragazzi già il giorno prima erano a Lignano e si erano resi protagonisti di episodi che li avevano fatti notare. Gli agenti della polizia di Lignano hanno avuto un'intuizione che si è rivelata preziosa per le indagini. Hanno pensato infatti di verificare la presenza di ragazzi corrispondenti all'identikit in una struttura della città balneare friulana. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno subito notato un giovane che corrispondeva alla descrizione e che a sua volta era anche stato ripreso dalle immagini di videosorveglianza. Sono così stati individuati gli altri 2 complici. La vittima della violenza ha riconosciuto entrambi i giovani che hanno abusato di lei, ha riferito Ortolan, mentre il terzo, quello che ha fatto da palo, non l'aveva visto. Uno di questi ragazzi, il 17enne egiziano, la cui nazionalità è al momento oggetto di verifica perché potrebbe essere naturalizzato italiano, ha precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. La ragazza è stata medicata al pronto soccorso di Latisana la notte stessa della violenza e si trova ancora ricoverata nella struttura. Sconcerto per quanto accaduto è stato espresso anche dall'assessore al turismo di Lignano, Massimo Brini. L'amministrazione non può che deplorare un comportamento simile, anche perché la città è abbastanza ben sorvegliata e fatti incresciosi non ne sono accaduti. Questo purtroppo è il primo, gravissimo, e ci dispiace tanto anche perché abbiamo chiesto più volte di avere dei rinforzi da parte della Polizia di Stato e dei Carabinieri nella nostra località, come negli anni precedenti. Purtroppo da una parte per questioni di bilancio, dall'altra per problemi determinati dall'aumento del numero degli extracomunitari ospitati a Udine e nelle altre località, le forze dell'ordine sono in numero nettamente inferiore. Un plauso alla Polizia Locale di Lignano che ha dato le indicazioni per trovare subito i 3 responsabili del grave episodio, fermo restando che la cosa che lascia più perplesso è che erano ospiti di una comunità e sono seguiti da una comunità per il recupero dei giovani che hanno commesso atti criminali e chi doveva sorvegliarli non li ha sorvegliati come si doveva e oltretutto sono in ferie a Lignano Sabbiadoro a spese dei contribuenti italiani. Questo credo che lasci perplesso molti cittadini. Era previsto che a quell'ora potessero uscire dalla struttura? Da quello che so io, no. Secondo me è mancato il controllo da parte di chi doveva sorvegliarli e credo che questa sia una mancanza grave quando dovranno in Jet dell'Italia ospitare questo tipo di comunità. Sarebbe bene che avvisassero anche le forze dell'ordine in modo che eventualmente rafforziamo i controlli. I ragazzi erano seguiti da un onlus milanese che appunto li aveva portati in ferie qua a Lignano e i sorveglianti che dovevano fare il loro mestiere non lo hanno fatto e quindi è successo questo episodio, però io credo che anche loro debbano essere perseguiti per la loro parte di colpa, perché effettivamente hanno messo a repentaglio anche il nome di una località turistica che mi interessa molto meno rispetto a quello che è successo alla ragazza, che mi interessa molto di più, perché siamo tutti in Italia un po' buonisti quando cadono le cose agli altri
colpiscono direttamente ti senti molto più coinvolto, e noi come località ci sentiamo molto coinvolti da questo episodio. È stato molto chiaro l'assessore Brini, che dice erano accompagnati a Lignano da questa onlus milanese, e a questo punto la sorveglianza dov'era? Perché è stato permesso a queste persone di, fra virgolette, evadere dalla struttura lignanese che li aveva accolti e fare quello che poi hanno fatto, cioè stuprare una ragazzina di 15 anni? Oggi interviene il sindacato, uno dei tanti sindacati di polizia, il Lisipo, che attraverso il suo segretario dice: a questi ragazzini io applicherei la castrazione con il bisturi. Allora io chiedo a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato, ben ritrovato Toro innanzitutto. Grazie a voi. Ma condivide, castriamo questi ragazzini, o sono delle nozioni, delle parole forti, magari dette in un momento di rabbia, perché tra altre cose voi siete esposti in maniera particolare, cioè tra altre cose è come se venisse stuprata una nostra figlia, una nostra cugina, una nostra parente, 15 anni. Sì, conosco il sindacato che ha nominato. Sono parole, credo, un po' forti, dette in un momento di rabbia, e sicuramente sono parole politiche che poco devono riguardare un sindacato di polizia. L'unica nota stonata del discorso. Certo è che dà fastidio, perché insomma qualcuno parla, ma le ragazzine di oggi sono vestite in maniera così provocante come una ragazza di età maggiore, ma non c'entra nulla l'abbigliamento, non possiamo andare dietro a queste cose ancora, ragazzi. L'abbigliamento è un abbigliamento, bisogna essere liberi di camminare per la città, bisogna essere liberi di camminare alla sera senza avere di questi problemi. Il problema è, gira gira, l'ho sentito dal sindaco, anche quello della mancanza di personale. Guarda un po', Padrone ha sempre... Padrone ha sempre ragione, che insiste col dire che il numero delle persone, il numero degli agenti sul territorio è rosicato da tutte le parti d'Italia. Quella era una situazione della questura di Udine, che non ha più la garanzia, la possibilità di fare aggregazioni in quel comune, dove per anni c'è stato un presidio estivo come quello di Jesolo, un presidio gestito dalla questura di Udine da aggregati di mezzo Friuli, Venezia Giulia, anzi, e anche di fuori. Ricordiamo, lo voglio ricordare io, se la ragazza che ha commentato l'episodio l'ha già detto, il capo della polizia, in un comunicato stampa del 2018, parlava già del 33% dei reati causati in Italia, prodotti in Italia, da cittadini stranieri. Guardate un po' se anche lui sbagliava. Quindi si sta avverando, si sta avverando quello che andiamo dicendo, al di là di un sindacato, ma anche dal signor capo della polizia, si stanno avverando tutte queste situazioni. Mi meraviglio che ancora non si prenda in mano, lo dico sempre, sarò retorico a ripetere quello che dico da tempo: prendete, alla politica mi rivolgo, prendete in mano il settore sicurezza, non solo durante la campagna elettorale, perché se qui non fanno un arruolamento di 10-20 mila uomini, guardate che nel 2023 saremo sotto di oltre 40.000 uomini. Sono 40.000 uomini. Poi di pattugliare, e poi parlano di pattugliare, il sindaco di Lignano giustamente, ma anche il sindaco di Seveso e il sindaco di Casarsa. Delle grandi città. Poi non parliamo delle grandi città. Cioè, nel 2023 40.000 uomini nella Polizia di Stato, un organico che va a mancare. Guardate che sono numeri che fanno paura. La questura di Pordenone da qua a 5 anni perderà 100 uomini. Cioè, io non so se le idee poi sono chiare, e qualcuno poi giustamente, perché non può fare altro che dire sono arrivate 15 persone, ma tutto il resto che chi parla non può dire, pensandola come noi. Allora, il discorso è questo, direttore e telespettatori: siamo in un momento
è veramente pericoloso, il limite è superato, non siamo già al limite di guardia, il limite è superato. L'asticella Si è alzata. Certo. E si è alzata soprattutto in questa condizione. Beh, non sono io che lo dico, sono gli esperti, stanno arrivando delle persone da fuori Europa, ci stanno portando e ci stanno rimescolando questo maledetto Covid. Ormai tanto non si chiama più Covid, ormai credo che sia il virus del fornaio, perché questo fino alle 17:59 non attacca nessuno, dalle 18 attacca, fino alle 6 attacca qualcuno. È il virus del fornaio, lavora di notte, oppure si sono accorti che è stato introdotto da un pipistrello, non lo so. Quindi a me fa ridere. Perché magari c'è un'incidenza No, ma maggiore si ricorda in quel quando lei periodo. mi fece la domanda Certo. alcune settimane fa, che c'era un discorso sulle discoteche. Io dissi, le discoteche, io prima di entrare in polizia ho fatto per 10 anni il DJ, so come funziona. Allora, la discoteca o la apri O la o la tieni chiudi. chiusa. Adesso questo governo, guardi, questo governo sta cercando di mettere delle pezze, non sa, è disperato, non sa cosa fare. Perché non è possibile pensare che i ragazzi che vanno in autobus devono fare un tragitto, anche se il numero maggiore sull'autobus, per 14 minuti. Cosa succede prima e dopo? Al 15° minuto gli studenti si ammalano. Cioè è la stessa cosa in discoteca. Qualcuno aveva ipotizzato questa settimana o la scorsa, e mentre sentivo mi arrabbiavo da solo e commentavo: facciamo entrare il 50% dei posti disponibili. Ma cosa significa? Che quelli che rimangono fuori sono infetti o che quelli dentro sono sani? Cioè, cercano di mettere delle pezze. Una cosa mi dà fastidio, personalmente, è quella di, in questa Italia, non riusciamo ad avere una legge nazionale. Lei se gira le carte, vede un decreto, una disposizione, lo chiami come vuole, della campagna, che dice che non puoi fare, che ne so, le funzioni religiose, giusto? Qua in Friuli si possono fare, ma la gente, la persona, cioè cercano di dividere ancora questa Italia. Cioè veramente è una legge nazionale, non 50.000. Adesso è giusto che sia, adesso iniziamo a scherzare nuovamente sui social, inizieranno i decreti, ogni 3 giorni, ogni mezz'ora ci sarà un decreto nuovo, perché stanno tappezzando, e ancora non è finita, perché con l'arrivo dell'apertura, ripeto, della scuola, vediamo cosa si penseranno di inventarsi per mettere delle Però, pezze. dottore, sono tutti gli stati che stanno brancolando nel buio, perché se lei vede cosa sta succedendo in Germania, in Spagna, in Francia, cioè tutti hanno dato la possibilità e poi hanno fatto un passo indietro. Sì. Adesso non è per difendere un governo o l'altro, No, ma però nessuno sa veramente cosa fare. Cioè, da una parte non vuoi penalizzare quel settore, dall'altra ti accorgi che è per colpa di quel settore che il virus aumenta e torni sui tuoi passi. Quindi... Ma scusatemi, sapevamo che i giovani sono quelli che meno portano la mascherina? Certo. E allora, quando abbiamo aperto le discoteche, perché le abbiamo aperte? Perché pensavi che la lezione fosse servita e soprattutto che all'interno della discoteca ci fossero maggiori controlli. Dopo 4 mesi che questi stanno a casa, secondo lei, vanno in discoteca o non si ubriacano perché hanno perso il vizio di bere, o non stanno vicino? No, ma per amor di Dio possono fare quello che vogliono, ma quello la che poi discoteca sarebbe deputata a un controllo, cosa che invece non è avvenuto. Ma allora, innanzitutto non abbiamo il personale per fare una roba del genere, perché guardi, fino a ieri io ero di servizio e registro i dati che poi trasmetto alla prefettura, che la trasmette di conseguenza entro le ore 8 della mattina a Roma. I controlli ci sono anche le contravvenzioni che sono di 400 euro fino a oltre, certo. E ci sono controlli nei esercizi pubblici. Pordenone ancora garantisce questi controlli, e attenzione a chi ascolta, perché i controlli ci sono anche da persone che sono in abiti civili. Allora, voglio dire, i controlli ci sono, ma non possono essere così dettagliati in una situazione di emergenza sanitaria
economica e soprattutto quella della sicurezza. Ci sono locali dove prima di entrare tu ti sottoponi addirittura a dei controlli di anti-Covid, in quelli in 3-4 ore ti dicono come funziona. Sono i famosi controlli istantanei. Cioè, questa gente ha diritto a lavorare. Perché attenzione, io non sono per la chiusura delle discoteche, come mi pare di aver fatto capire, però sono dell'idea che o va aperta o va chiusa dall'inizio, non va a dire, orca, ci siamo accorti che però in discoteca ci si prende il virus. Al bar no, al bar non si prende, e soprattutto non si prende fino alle 19:59. Allora, gli assembramenti non devono esserci, è ovvio o non è ovvio? La distanza deve essere mantenuta, è ovvio o non è ovvio? Quindi tutte quelle situazioni che lasciano l'idea al buon senso non vanno bene. E ripeto, soprattutto se non vanno bene in Friuli, non devono andare bene neanche Napoli, in Campania certo. o a Napoli, perché la gente viene intanto messa in confusione e poi soprattutto spaventata. Le garantisco che ci sono regioni dove, Campania, ne faccio un esempio per conoscenze personali, dove sono vietate le funzioni, le processioni. Vi garantisco che in questi giorni abbiamo dato più concessioni per le processioni che per i servizi. Certo. Cioè è una cosa, ma è vergognosa. Allora uno sulla processione, che sicuramente non ha 16 anni, sicuramente non ne ha 18, ma sono tutte persone mature che userebbero la mascherina per festeggiare il proprio patrono, no, questo non può avvenire. Bene. Allora, se volete i controlli, caro sindaco, alzare le mani, rompere le scatole a Roma, e come vengono a Lignano sicuramente vengono anche qua. Un plauso va ai colleghi per l'operazione che hanno portato a termine per questo discorso Per di identificare Lignano, i tre perché balordi, certo. in poche ore hanno messo fine Chiaro. a questa cosa, ma questo fa capire quanta gente serve sulle strade, quanta gente serve lì Bene. per controllare. Grazie Grazie a dottore, voi. ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP, Polizia di Stato. Grazie per ancora, essere grazie ai nostra compagnia. telespettatori. I carabinieri del Nora, sezione radiomobile della compagnia di Pordenone, hanno denunciato in stato di libertà la Procura della Repubblica di Pordenone, un giovane della provincia, classe 1999, quindi 21enne, autore di una rapina impropria ai danni di una prostituta nella